La cultura, a parte il fatto che c'entra sempre, partiamo dall'accezione proprio del termine latino, cultura, coltivare, abitare. La cultura va abitata, va vissuta. Come si innesca questo in un discorso afferente soprattutto ad un tema che riguarda la medicina? Perché la medicina è cura e in particolar modo con questo metodo, il metodo Feldenkrais, si parla di lentezza, di sentimento, di cura, di emozioni, che comunque al di là della medicina e della malattia sono sentimenti e sono nozioni che dobbiamo assolutamente recuperare. Well, the Feldenkrais method is Il metodo Feldenkrais è il primo metodo che tiene conto del fatto che il cervello non è una macchina, ma è neuroplastico, avendo questa proprietà di cambiare la sua struttura e funzione con l'aiuto di sollecitazioni e dell'esperienza mentale. Il metodo è stato applicato in molte situazioni. Oggi abbiamo parlato del caso della paralisi cerebrale, che è una delle più complesse condizioni neurologiche, una sorta di catastrofe neurologica quando un bambino ha un ictus. L'essenza della metodologia tecnica per questi bambini è la comprensione delle più sottili sensazioni tattili, dei movimenti più impercettibili. Il modo migliore per poter intervenire sulle parti del cervello colpite o le aree adiacenti è reinsegnare le funzioni e anche se sono state perse molte capacità e occasioni di sviluppo, è spesso possibile aiutare questi bambini anche se l'ictus risale ai primi anni di vita se non al momento della nascita. Questo metodo è stato praticato per molti anni ed oggi è stato molto perfezionato ed è una buona notizia che l'Università di Padova e l'area veneziana siano particolarmente interessate nello studio e nell'applicazione concreta sui piccoli pazienti e sono molto entusiasta per quanto sta accadendo qui nel nord Italia. Tutto nasce da Riccardo, dalla sua nascita, scusate il gioco di parole, quando appunto 9 anni e mezzo fa, purtroppo a causa di gravi complicazioni al parto, ha subito dei danni cerebrali. Ci siamo trovati in mezzo ad un mondo per noi totalmente sconosciuto, quello della paralisi cerebrale, che vuol dire, nel caso di Riccardo, quindi nella forma severa, che un bambino non potrà mai, queste è la diagnosi che ti danno, camminare, parlare, alimentarsi da solo. Davanti alla disperazione, poi però la ricerca che abbiamo iniziato e che poi si concluderà con l'ultima parte di questo mio intervento è stata quella di cercare delle opportunità che non ci venivano offerte ed abbiamo scoperto questo metodo, il metodo Feldenkrais, grazie proprio ai libri del professor Norman Doidge. Di fatto la possibilità di questo cervello di riorganizzarsi e di creare dei percorsi alternativi alle aree danneggiate. Riccardo lo sta facendo, sta avendo dei progressi inimmaginabili, dicevo a 9 anni e mezzo, quindi normalmente dopo i 5 anni non ci sono progressi e Riccardo ne fa ogni giorno. E quindi l'impegno della Fondazione per poter offrire questa opportunità a tutti i bambini come Riccardo, e la Regione Veneto ha risposto in maniera veramente straordinaria grazie all'approvazione prima di un progetto di legge nel 2019, la modifica della 699 dove rimborsa già da 4 anni questo metodo a queste famiglie, e oggi il 31 luglio con un'altra delibera di giunta, io direi storica, ha dato la possibilità ad un progetto di ricerca, il primo al mondo, di studiare 20 bambini per 5 anni che utilizzeranno questo metodo per provare che potranno migliorare. E quindi veramente oggi è una giornata storica, domani questo seminario alla Fondazione Giorgio Cini, un seminario internazionale con relatori da Israele, il professor Doidge dal Canada, i massimi esperti italiani, e quindi veramente è un'emozione enorme pensando a tutti questi bambini che potranno avere una speranza, loro e tutti i loro familiari.